Sono arrivati gli ombrelloni e i lettini della solidarietà. Da domani le spiagge di Numana saranno arcobaleno. Gli operatori balneari di Senigallia, Palombina, Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio, associati Confcommercio, hanno voluto dare un aiuto concreto ai colleghi di Numana colpiti dalla violenta tempesta di pioggia e vento che ha devastato 6 stabilimenti. Sono stati consegnati oltre 100 pezzi tra lettini, sdraio e ombrelloni, reperiti in un solo giorno. Ci siamo sentiti in dovere morale di dare una mano ai nostri colleghi che purtroppo hanno avuto qualche giorno fa questa disavventura con il meteo. Noi ci siamo salvati, da noi fatto pochi danni, quindi cerchiamo di contribuire come possiamo per aiutare loro a riprendere la stagione. Ognuno ha messo quello che aveva per questa gara ad aiutare le imprese che sono state colpite da questo tifone, proprio perché in un momento difficile la categoria si è fatta sentire. Il SIB Confcommercio ha dimostrato sia da sud sia da nord, perché stanno partendo 2 camion che stanno portando tutta l'attrezzatura necessaria per fare in modo che da domani la riviera sarà una riviera arcobaleno. Che effetto le fa questa solidarietà da parte dei suoi colleghi? Io sono emozionato per questo. Io da quando, dall'altro ieri praticamente ho sempre ricevuto telefonate, anche collaborazione, addirittura dei clienti che hanno preso il rastrello e mi hanno dato una mano. E adesso già siamo operativi per quanto riguarda il bar e pizzeria, da domani inizieremo anche con la ristorazione, con il ristorante. Gli ombrelloni già sono piazzati, manca qualcosina però per i clienti che ci sono è sufficiente. Non esiste più, tutto spianato, non esiste, finito, si ricomincia da capo. Io ho avuto un'altra alluvione nel 94, dopo 25 anni mi ritrovo qualcosa. Adesso è pronto per ripartire? Sono già ripartito. In meno di 48 ore dal maltempo, Numana è ripartita. Le attività sono tornate operative e le spiagge si sono popolate di bagnanti. Ci sono turisti italiani e stranieri. Intanto i lavori di sistemazione proseguono, mentre in mare i sub sono in azione per recuperare lettini, sdraio e ombrelloni spazzati via dalla furia del vento.